Oggi è la giornata mondiale dell'istruzione. Al polo di Agrigento il rettore Midiri e l'assessore regionale Turano. Gli istituti superiori in open day. L'81% degli iscritti alle urne per eleggere il nuovo Consiglio dell'Ordine, a dirigerlo per i prossimi 4 anni, buona parte degli stessi avvocati, presidente ancora Gaziano. Ad un anno dalla sua scomparsa, ricordato il maestro Pippo Flora, era l'anima musicale e culturale di Agrigento. Da adesso la sala del Teatro Pirandello ha il suo nome. Calcio Serie D, Licata ha battuto a Catania in eccellenza Benelacragas che segna un gol alla Nizza, pareggio per il Pro Favara, basket a 2, la Fortitudo sconfitta a Latina. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della giornata mondiale dell'istruzione istituita dall'ONU. Oggi l'università, con in testa il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, accoglie gli studenti delle scuole della provincia, presente anche l'assessore regionale all'istruzione e formazione Mimmo Turano. L'iniziativa è stata voluta dalla FIDAPA. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Oggi giornata mondiale dell'istruzione, interessante convegno con tante personalità, ma quale indirizzo si vuole lanciare ai tanti ragazzi presenti che hanno partecipato dagli altri istituti oggi qua, Presidente? Per la verità la giornata mondiale dell'istruzione viene ufficialmente celebrata domani. Noi abbiamo dovuto anticipare per esigenze organizzative e per la disponibilità dei relatori. Il messaggio che oggi è uscito forte da questo evento è quello di sottolineare il valore della istruzione, intesa non solo come accrescimento delle proprie conoscenze, ma anche e principalmente come strumento di crescita civile, perché il conoscere, il sapere riesce a far superare qualsiasi ostacolo di carattere economico, come ad esempio la povertà, di carattere sociale, perché l'emancipazione aiuta ad essere più liberi, a superare le disuguaglianze, a favorire la parità di genere, e principalmente il valore dell'istruzione oggi deve dare una piena consapevolezza ai giovani che saranno i protagonisti veri del tempo futuro. Per questo noi ci stiamo attrezzando come consorzio universitario per fornire un livello di istruzione il più elevato possibile, che abbia una stretta correlazione con quelle che sono le possibilità occupazionali, e mi ha fatto piacere sentire sia dal rettore dell'Università degli Studi di Palermo sia dall'assessore regionale alla istruzione e alla formazione grande disponibilità per costruire un'alleanza che dia frutti particolarmente positivi in una terra che necessita di molto più sapere e di molto più impegno solidale. Un interessante convegno oggi nella giornata mondiale dell'istruzione qui al Cupa di Agrigento. Che messaggio lanciare porta lei come contributo attivo e fattivo alla regione siciliana? Ne valeva la pena venire perché sono venuto per i giovani e sono riuscito con i giovani a intavolare una discussione franca su cui daremo risposte certe. Quale sarà il suo piano di lavoro per l'assessorato che lei, un assessorato importante, dirige? Vedo le cose sempre in maniera positiva. Non c'è dubbio che nella scuola si deve fare tanto, i numeri ci inchiodano a molte responsabilità, ma la buona volontà di superarli è superiore a tutt'altro. Le risorse sono tante nel settore della formazione e del lavoro per avviare i giovani. Non ne mancano risorse, andiamo a fare i corsi con servono. Il messaggio di avere quella consapevolezza dell'importanza di poter studiare, perché solo attraverso lo studio e la formazione si ha anche quella libertà che consente di non essere, diciamo, schiavi della vita, della malavita, di tutte quelle situazioni in cui poi a un certo punto tu non sei più padrone del tuo destino. La mattinata è stata una bellissima mattinata con testimonianze e anche con diciamo, percorsi propositivi. Questa provincia più che mai ha bisogno di questa linfa per poter continuare a sperare e soprattutto per investire sui giovani. Il messaggio è soprattutto quello di credere nell'istruzione e nell'alta formazione, non solo per avere un titolo di studio o per immaginare che questo possa rappresentare un semplice ascensore sociale, ma immaginare che un titolo di laurea
permette di cambiare la propria vita, cambiare il proprio stile di vita, ottenere soprattutto quello che è più consono alle proprie caratteristiche. Quindi il messaggio è quello di, insieme alle scuole, di fare un'operazione di orientamento promettendo loro una vera e propria università, perché Agrigento ha tutte le caratteristiche per diventare un polo universitario completo, variegato, con un'offerta formativa molto diversificata. Lo stiamo già facendo, ma è in corso un processo di trasformazione che sarà fatto di nuovi corsi di laurea, ma anche di una nuova edilizia, per permettere ai ragazzi di avere un ambiente anche adatto e sereno per il loro sviluppo. È una giornata molto importante e sono contento che anche ad Agrigento si sia celebrato questo tema che coinvolge sicuramente docenti, università, scuola, ma soprattutto gli studenti. E noi stiamo lavorando per questo, stiamo lavorando per far capire come l'istruzione sia una condizione fondamentale, non tanto per collocare poi i nostri giovani nel mondo del lavoro, quello c'è senz'altro, ma anche soprattutto per far crescere la persona, l'individuo e orientarla nella storia, nel mondo e nel presente che è veramente problematico. L'Università degli Studi di Palermo e il Polo Territoriale di Agrigento stanno facendo la loro parte, in primo luogo per rinsaldare dal punto di vista strutturale i rapporti con le scuole, ma anche per dare una mano al nostro territorio e far crescere l'università anche in termini di servizi e di offerta formativa. Sì, oggi abbiamo celebrato la giornata mondiale dell'istruzione, anche se è il 24 gennaio, però per problemi organizzativi l'abbiamo anticipata ad oggi. Nel 2018 l'Assemblea Generale proprio delle Nazioni Unite istituisce questa giornata intenda a proteggere e a portare avanti il grado dell'istruzione, l'istruzione che sappiamo bene che è la base fondamentale di un'azione civile, è una lotta anche contro la povertà e una lotta contro la discriminazione. Tantissime nazioni non hanno questa possibilità, anzi lo hanno vietato, esempio l'Afghanistan che ha un 47% proprio di divieto all'istruzione, così anche il Sudan che è siamo al 37%, la Nigeria al 34% e il Niger al 33%, e noi sappiamo bene le condizioni sociali e culturali di questi stati. Noi già siamo avanti, noi siamo una nazione civile, l'istruzione è la base, ripeto, della formazione dei nostri ragazzi ed è una lotta fondamentale contro la povertà. Le nuove classi dirigenti sono i nostri ragazzi. Sì, oggi la FIDAPA unitamente alla scuola e all'istituzione ha voluto organizzare questo convegno in occasione della giornata internazionale dell'istruzione che è stata appunto indetta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2018 proprio per mettere in evidenza quanto sia importante l'istruzione per venire fuori da quella povertà, da quel degrado sociale e abbattere le barriere appunto che ci allontanano dal mondo civile. Oggi questa giornata è particolarmente importante, oltre che perché è rivolta ai ragazzi e viene promosso appunto lo studio e la formazione di qualità, ma anche l'Assemblea, l'UNESCO ha voluto dedicare questa giornata anche alle donne afghane a cui è stato negato il diritto allo studio. È stato ribadito più volte e continuo a convalidare quanto detto: se studiamo siamo liberi e quindi siamo liberi anche di crescere. Il vostro indirizzo che date come ufficio scolastico regionale? È quello del Ministero, chiaramente noi siamo una sezione decentrata, ma mi preme più che del Ministero, noi quest'anno in Sicilia abbiamo un direttore generale nuovo che davvero sta segnando la linea del fare di più e del non uno di meno, quindi i ragazzi sono davvero nel suo cuore. Scegliere la scuola superiore, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado si presentano con gli Open Day, le telecamere di TVA al Fermi e all'Empedocle. Vediamo. Oggi Open Day all'Istituto Fermi per illustrare gli indirizzi di studio che quest'anno offrirete a chi si vuole iscrivere per il primo anno al vostro indirizzi.
Sì, oggi è il secondo giorno di Open Day, si concluderanno giorno 28 e giorno 29 gennaio, quindi sabato e domenica prossima. In queste giornate tutte e tre le sedi dell'Istituto Fermi, sia questa di Aragona che quella di Racalmuto di Favara, sono aperti per accogliere i genitori ed i ragazzi, in modo tale da far conoscere loro qual è l'offerta formativa del nostro istituto, che è un'offerta molto ampia. In questi giorni i ragazzi e le famiglie verranno accompagnati non soltanto dai docenti che illustreranno le peculiarità di ogni indirizzo di studi, ma verranno accompagnati soprattutto dai nostri alunni, che in qualche modo potranno meglio rappresentare di chiunque altro qual è la realtà scolastica che vivono ogni giorno. Dico, il Fermi non è solo qui ad Aragona, ma ci sono anche altri plessi, ricordiamo. Abbiamo due sedi associate, come dicevamo, Favara e Racalmuto. L'Istituto Fermi è un istituto che sicuramente è da sempre un punto di riferimento per tutto il territorio agrigentino e non solo, perché ormai è radicato nel territorio, nasce 60 anni fa e quindi è un elemento trainante per quanto riguarda il settore dell'industria e dell'artigianato e anche del tecnico industriale del nostro territorio. Tutto questo fa sì che l'istituto possa creare nel tempo, e ha creato realmente, dei professionisti competenti, dei professionisti specializzati che riescono ad inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro. Gli indirizzi che vanno per la Maggiore? Allora, l'Istituto Fermi è costituito da due istituti in realtà al suo interno, uno che è l'istituto professionale e l'altro che è l'istituto tecnico. Nell'istituto professionale abbiamo 4 indirizzi attivi che sono la manutenzione, l'ottico, l'odontotecnico e i servizi sociosanitari, mentre invece per quanto riguarda l'istituto tecnico ci sono 5 indirizzi attivi che sono la meccatronica, l'informatica, l'energia e le telecomunicazioni, la moda e anche il chimico. Questi indirizzi sono tutti indirizzi che creano appunto dei professionisti che facilmente si immettono nel mondo del lavoro, ma che danno loro anche la possibilità di proseguire gli studi universitari. Ogni indirizzo è dotato di un proprio laboratorio, un laboratorio innovativo con delle attrezzature veramente qualificanti e queste attrezzature dobbiamo anche aggiungere che verranno ulteriormente integrate e innovate, anche perché la scuola ha avuto un enorme finanziamento con il PNRR e quindi da quest'anno questi indirizzi verranno maggiormente aggiornati. Per noi i ragazzi all'interno di questi laboratori svolgono tante attività, perché per il nostro istituto effettivamente il laboratorio non è un semplice luogo fisico, il laboratorio è una veramente metodologia didattica, quindi i ragazzi non solo apprendono dal punto di vista teorico, ma soprattutto poi le applicano in maniera pratica. Nei nostri laboratori quindi i nostri ragazzi sostanzialmente sono protagonisti del loro apprendimento, perché vengono messi al centro di tutte le attività didattiche. Ci sono delle esperienze anche esterne in aziende prese? Sì, un altro fiore all'occhiello del nostro istituto è rappresentato dalle attività extracurriculari che l'istituto promuove. I nostri ragazzi apprendono in realtà le discipline di indirizzo, ma nello stesso tempo svolgono tantissime attività extracurriculari, alcuni che sono proprio attinenti all'indirizzo dei studi che frequentano, ma tante altre sono mirate proprio a far crescere la loro creatività. Non dobbiamo poi dimenticare il PCT, l'ex alternanza scuola-lavoro, che il nostro istituto cura in particolar modo. I nostri ragazzi fanno attività presso le aziende, ma non soltanto nel territorio italiano, ma anche all'estero. Quest'anno i nostri ragazzi hanno svolto questa attività in Spagna e in Portogallo grazie all'Erasmus. Fate anche delle attività, non solo didattica, ma anche relazionale, iniziative, convegni? Sì, è chiaro che il nostro istituto è aperto al territorio, a qualunque iniziativa venga promossa all'interno appunto del territorio agrigentino e anche fuori. Partecipiamo a tutti i convegni, a tutte le attività che vengono promosse e nello stesso tempo i nostri ragazzi partecipano a tutti i progetti che vengono presentati. Non dobbiamo infine dimenticare, per completare la nostra offerta formativa, il discorso del corso serale che è aperto presso la sede
sede di Favara. Anche là abbiamo 2 indirizzi attivi che sono quelli della manutenzione e quello dei servizi sociali. Ecco, fino a quando c'è tempo per le iscrizioni? Allora, le iscrizioni si concluderanno per quanto riguarda il corso diurno alla fine di gennaio, mentre invece per quanto riguarda il corso serale abbiamo un altro po' di tempo perché si chiudono il 15 di maggio. Anche qua, diciamo, per quanto riguarda il corso serale vogliamo dare l'opportunità agli adulti che hanno interrotto il loro percorso di studi e che vogliono riqualificarsi dal punto di vista professionale. Quindi io ritengo che l'Istituto Fermi ha una marea di indirizzi, ha un'offerta formativa molto varia ed è importante per il nostro territorio perché, come tutti sappiamo, il mondo del lavoro ultimamente richiede soprattutto tecnici specializzati e in Italia ce ne sono sempre pochi. Leggevo l'altro giorno che sostanzialmente più di 300.000 richieste pervengono dalle aziende per i diplomati sia professionali che del tecnico e più di 160.000 riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi diciamo che gli istituti tecnici e professionali appunto sono di gran lunga gli istituti che forse meglio di chiunque altro indirizzano i ragazzi a poter apprendere e poi inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro. Ecco, come mai lei qui oggi al Fermi all'Open Day? Visto che mio figlio ha finito le scuole medie, si parlava con lui di dove andare, dove scriverlo e in base all'indirizzo che su per giù gli piaceva, vedendo la struttura, la scuola, il personale e tutto, dico perché no. Qual è l'indirizzo che gli piace? Qual è l'indirizzo che piace più a suo figlio? A lui è basato sull'elettrico. Io pensavo meccatronica, però lui mi piace più l'elettrico, quindi alla fine la scelta è loro, quindi uno gli dà l'indirizzo, poi decidono. Però vedo che un po' tutti, anche in proiezione futura, sono degli indirizzi molto validi. Questa è una piccola realtà che si trova nel nostro istituto, l'abbiamo chiamato progetto di vita perché i nostri alunni che hanno potenzialità diverse, che hanno delle problematiche diverse, a volte li accogliamo in questo luogo dove possiamo esercitare delle piccole attività anche manuali, ma anche delle piccole ricerche. Infatti è dotato di tanti computer specifici, alcuni con dei software specifici per alcuni ragazzi, delle software, dei libri, delle attrezzature proprie, specifiche per i ragazzi che noi accogliamo in questo istituto, perché noi desideriamo creare un ambiente ideale per le singole problematiche che ogni alunno presenta, per vivere questi anni, questi 5 anni formativi in questa realtà fruttuosamente per loro, per crescere, per diventare anche loro protagonisti della loro vita nel domani. Questo laboratorio, che consiste di 3 isole, simula in piccolo quello che è un laboratorio o diciamo un magazzino automatizzato dove c'è un'apparecchiatura di presa che veicola poi il componente nel nastro trasportatore. A sua volta il nastro trasportatore è in grado di riconoscere il componente in quale direzione deve andare, dopodiché c'è un altro elemento di presa con una ventosa quindi ad aria e lo va a posizionare ad esempio nei pallet per poi essere smistato nella destinazione. Oggi un altro giorno di Open Day per illustrare in dettaglio alle famiglie ma anche ai nuovi iscritti le proposte didattiche del vostro istituto Empedocle.
Sì, secondo pomeriggio di Scuola Aperta a Tutti, Open Day, nella quale appunto abbiamo accolto gli studenti che stanno per terminare la scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie. Come vedete i corridoi sono pieni proprio di visitatori che sono qui per conoscere l'offerta formativa ricca e articolata del liceo classico Empedocle. Siamo qui nel laboratorio di simulazione diplomatica a New York, dove i ragazzi appunto vestono i panni dei delegati delle Nazioni Unite. Questa è soltanto una delle tante attività che vedono impegnati i nostri studenti, sempre e comunque da protagonisti, guidati naturalmente dai loro docenti, in attività che trovano la loro ragion d'essere nelle discipline, ma che poi diventano anche esperienze altre, che li portano anche in altri paesi, come nel caso di questi studenti che si recheranno proprio materialmente a New York. Quindi sono sicuramente opportunità che la scuola offre e insieme a queste molte altre. È chiaro che qui il ragazzo si sente innanzitutto accolto ed è un po' la mission della nostra scuola, cioè non lasciare indietro nessuno. Perché iscriversi dunque al liceo classico Empedocle e anche perché iscriversi al liceo musicale? Perché qui trovi non solo la formazione di qualità, ma anche trovi il benessere, cioè lo stare bene a scuola, il benessere emotivo, che è una componente molto importante. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza parla proprio della rimotivazione e del riorientamento, che vuol dire che molto spesso i ragazzi scelgono un indirizzo di scuola e poi nel frequentarlo magari perdono la motivazione e per ciò stesso si va incontro all'insuccesso formativo, quindi anche ad una situazione di disagio personale che poi si proietta naturalmente nella società. Questo è quello che noi dobbiamo evitare, quindi attraverso anche queste occasioni di socializzazione, ora più che mai importanti dopo la pandemia, e sicuramente situazioni dove i ragazzi scoprono i loro talenti, quindi vengono continuamente motivati, perché la disciplina non passa solo dal banco di scuola, ma passa dalla relazione, quindi questa cura delle relazioni è molto importante a mio avviso. Ricordiamo le due nuove curvature che offre per il nuovo anno scolastico il liceo. Sì, il liceo offre la curvatura informatica e la curvatura archeologica. Per quanto concerne la curvatura informatica, si tratta dell'aggiunta di un'ora di informatica dal primo al quinto anno, svolta da un esperto esterno, selezionato tramite avviso pubblico. Parliamo di un informatico, di un ingegnere informatico. Questo perché ormai le competenze digitali sono entrate a pieno titolo nel curricolo dei nostri studenti, ma qui non si tratta solo di imparare a usare il computer oppure gestire i social, ma si tratta proprio di concretizzare un nuovo modo di pensare e un nuovo modo di lavorare, in vista anche delle professioni del futuro. Ci sono diverse professioni che l'Unione Europea declina come imprescindibili di qui a 10 anni e per queste nuove professioni i ragazzi devono essere preparati. Diciamo anche che questo concorda pure con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto concerne l'ambiente di apprendimento, quindi l'ambiente è un po' il terzo educatore, secondo teorie appunto già note negli anni 50, cioè gioca un ruolo fondamentale appunto nell'educazione, quindi nella formazione dei nostri studenti, per cui gli ambienti digitalizzati, già la scuola ha effettuato il cablaggio dell'intero istituto, le digital board in tutte le classi e naturalmente altri investimenti proprio per le Next Generation Classroom e le Next Generation Labs, quindi parliamo proprio di grandi trasformazioni. È chiaro che il curricolo classico si sta profondamente innovando, però dico io senza perdere di vista proprio la humanitas, cioè quello che è al centro, i valori dell'uomo e del cittadino che i greci ci tramandano, i greci ma anche i latini naturalmente. Qui allora si innesta anche la curvatura archeologica, cioè proprio l'aggiunta di questo studio particolareggiato, un po' immersi in questa bellezza del nostro territorio e della provincia circostante, attraverso protocolli d'intesa con agenzie formative già operanti sul territorio, enti pubblici e privati, proprio per approfondire quelli che sono gli studi archeologici che ben si sposano dunque con il nostro territorio. Parliamo di un'aggiunta di ore curricolari di storia dell'arte e poi a partire dal terzo anno, cioè dal primo liceo classico, lingua e cultura araba, quindi veramente delle belle novità al liceo classico e musicale Empedocle. Il liceo Empedocle è molto strutturato nell'ambito delle materie classiche. Le materie classiche aprono un mondo incredibile.
principalmente riguardo alle nostre origini e alle nostre radici. Per comprendere il presente è necessario, è imprescindibile comprendere il passato e le materie classiche, in particolare lo studio del greco e del latino, aiutano a comprendere le nostre radici. Ovviamente anche altre materie fondamentali come la storia e la filosofia, l'italiano e la letteratura ovviamente, aiutano a comprendere le radici della società occidentale di cui noi facciamo parte e in ogni caso anche dell'area mediterranea in cui noi siamo immersi. Il liceo classico non aiuta soltanto alla formazione per quanto riguarda infatti il confronto con gli altri, ma soprattutto nella formazione per la conoscenza con se stessi, proprio perché infatti le materie come il latino e il greco, che vengono considerate spesso come infatti lingue ormai morte, non servono per la comprensione di qualcosa di esterno se non per ciò che infatti concerne una parte che è davvero molto individuale, ovvero si riesce a comprendere tutto ciò che non è soltanto passato, presente e futuro, ma una concezione di noi stessi che è completamente nuova ed innovativa, grazie ad insegnanti e figure che riescono soprattutto a comprendere le proprie infatti inclinazioni e i propri punti di forza e di debolezza e lavorare attraverso questi per la crescita personale. Gregory Bongiorno, 47 anni, è venuta a mancare improvvisamente a Castellammare del Golfo, Trapani. Era alla guida di Sicilia Industria dal maggio 2021, laurea in economia aziendale, imprenditore nel settore dei servizi pubblici locali. Bongiorno era amministratore della Agest SPA, azienda con 300 dipendenti nel mondo Confindustriale. Ha ricoperto il ruolo di presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trapani. Presidente di Confindustria Trapani, attualmente ricopriva l'incarico di vicepresidente nazionale dell'associazione di categoria Confindustria Cisambiente. Era componente del comitato Credito e Finanza dei Confindustria a Roma. Avrebbe compiuto 48 anni nel mese di febbraio. Eletto il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, sarà in carica per i prossimi 4 anni. Ha votato l'81% degli aventi diritti. Prima degli eletti è stata l'attuale presidente Vincenza Gaziano. Arturo Cantella. Avvocatessa Vincenza Gaziano, presidente uscente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, è stata la più eletta con 765 voti al termine della 3 giorni di elezioni tenutasi dal 19 al 21 gennaio, che ha registrato un'affluenza alla chiusura delle operazioni dell'81%. Sono stati eletti quindi i legali che fanno parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento per il quadriennio che va dal 2023 al 2026. Questi gli eletti: Vincenza Gaziano con 765 voti, la più eletta, Riccardo Gueli con 573, Salvatore Maurizio Bugea con 530, Anna Salvago con 510, Lilla Azzarello 454, Lucia Stefania Larrocca 419, Angelo Avanzato 401, Antonio Provenzani 385, Salvatore Amato 375, Giuseppe Aiello 364, Gianluca Spirio 360, Maria Alba Nicotra 357, Salvatore Infantino 350, Amalia Gallo 336, quindi Diego Giarratana con 316. La settimana prossima sarà il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a provvedere a eleggere i vertici dell'Ordine, tra cui il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, tesorieri e i componenti dei vari dipartimenti che strutturano appunto l'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Procede alla proclamazione degli eletti. Avvocato Vincenza Gaziano con 765 voti. Avvocato Riccardo Gueli con 573 voti. Avvocato Maurizio Salvatore Bugea con 530 voti. Avvocato Anna Salvago con 510 voti.
Danni ad Agrigento a causa del maltempo, la mareggiata ha smantellato la nuova pavimentazione del porticciolo turistico. Il cantiere è ancora aperto ed ha messo a nudo nuovamente la condotta fognaria della spiaggia di Mare Nostrum. Lo scrive in una nota l'associazione ambientalista Mare Amico Agrigento. Parcheggio pluripiano di via Pietro Nenni ad Agrigento, a settembre chiuso a causa di un incendio, poi l'annuncio della riapertura per i festeggiamenti di Capodanno, poi un'altra volta chiuso e il weekend appena trascorso la riapertura temporanea legata ad eventi, quale ad esempio l'apertura del Teatro Pirandello per gli spettacoli. Immancabile un video del responsabile regionale del Dipartimento Trasparenza Enti Locali di Codacons, Giuseppe Di Rosa, che mostra le condizioni della struttura. Vediamo. Visitato il parcheggio pluripiano di via Pietro Nenni con tanto di accesso e uscita a pagamento, appena riaperto dall'amministrazione comunale di Agrigento da parte del responsabile del Codacons Giuseppe Di Rosa, che attraverso un suo video ha documentato che sono tante le precarietà che esso presenta, non dando ovviamente un buon biglietto da visita a chi viene in città e lo usa. Tra i tanti nei che presenta la struttura, quello degli ascensori non funzionanti, se arriva un disabile, afferma Di Rosa, con l'auto come si destreggia dentro il pluripiano. L'impianto elettrico manomesso, sicuramente senza la dovuta e prevista certificazione, piano terra pieno di fogne impraticabili, infiltrazioni di acqua, stato igienico da terzo mondo. Insomma, uno stato di precarietà strutturale e di servizi igienici da rimanere scioccati come si può amministrare, afferma Di Rosa, la più bella città dei mortali con questo stato di approssimazione. Abbiamo saputo della riapertura del parcheggio pluripiano di Agrigento. Volevamo farvi vedere quello che è. Noi abbiamo già effettuato l'ingresso con la macchina e a piedi vi farò percorrere assieme a me ed arrivare proprio dove ho parcheggiato la mia macchina per farvi vedere quello che sta succedendo. Aspettate, vi faccio vedere subito. Allora, questo è, abbiamo preso il ticket, ce l'abbiamo sulla macchina. Questa è la barra, tu superi la barra e inizi ad entrare all'interno del parcheggio pluripiano. Questo è il parcheggio pluripiano appena riaperto. Vi faccio vedere lo stato di pulizia del parcheggio. Assolutamente, guardate in che stato è stato riaperto. Non penso che siano tutte sporcizie di ieri sera. E adesso vi faccio vedere qualcosa di incredibile. Guardate, la prima cosa che vi faccio vedere sono tutte queste infiltrazioni di acqua che appena usciremo e saliremo vi farò riosservare. Questo è lo stato del parcheggio, non è stata data neppure un'imbiancata. Guardate in che stato incredibile è il parcheggio. Vedete, questo è stato riaperto con addirittura ci sono delle infiltrazioni di acqua che canalizzano e fanno, vedete, guardate, delle canalizzazioni. Tutto questo, tutte queste sono infiltrazioni di acqua. Ditemi se il parcheggio è stato risistemato. Vorremmo sapere il sistema. Quando noi diciamo che è un sistema ad Agrigento che non va, non ne buttiamo nulla al caso. Pur non di meno, andiamo avanti. Vedete che è totalmente vuoto, c'è solo una macchina, ma questo al momento ci può stare. Guardate, infiltrazioni d'acqua ovunque, qua sta cadendo proprio, guardate, vedete? Poniamo caso che una macchina cade questo, mentre passa una macchina e verrà fatto un danno, speriamo non alla persona. E questo per riaprire un pluripiano. Mica tu riapri così, ma potevate dare una pulita al pavimento con una macchina di quelle per pulire a terra, si poteva dare. Guardate cosa c'è qua. Lo specchio, guardate dov'è lo specchio. Ditemi come avete riaperto il pluripiano. Guardate lo stato di disagio igienico-sanitario che c'è all'interno di questo pluripiano. È incredibile. Guardate, siamo al terzo piano e ancora non ho finito. Guardate qua, un segnale buttato lì per terra.
questo è il pluripiano che hanno riaperto. Ma una pulizia straordinaria. Comunque, ma state scherzando? Ma state scherzando? Guardate qua. Questo è lo stato igienico sanitario. Guardate, ma è tutto sporco, guardate. Guardate che hanno riaperto il pluripiano. Si vantano di averlo riaperto. Guardate qua. I filini ci sono. Guardate. Buona puliziata, no? Ma state scherzando? Sindaco, ma dove vivete? Guardate come l'hanno riaperto il pluripiano. La perdita di foglia c'è sempre. Qua siamo al piano terra. Guardate. La sala del teatro Pirandello di Agrigento, intitolata al maestro Pippo Flora, scomparso un anno fa, serata con Michele Guardì, in ricordo dell'ex sovrintendente, musicista e compositore raffinato. Flora era considerato l'anima musicale e culturale di Agrigento. Vediamo. Allora, intanto essere qui di nuovo al Pirandello, dove l'ultima volta abbiamo lavorato insieme proprio con Pippo nel 2017, insomma fa un certo effetto. E poi dopo un po' di tempo che ci siamo fermati col musical, riprendere senza di lui da una parte è doloroso, però dall'altra ci fa avvertire fortemente la sua personalità e la sua forza espressiva e di artista, il suo ricordo. No, una serata dovuta perché è stato un grande musicista, un grande personaggio di Agrigento e io sono legato da antichi ricordi perché ormai sono passati dalla prima volta che ci siamo visti più di 15 anni e abbiamo collaborato per I Promessi Sposi, una persona poliedrica, una persona vulcanica, un personaggio veramente ironico. Mi ricordo che quando gli facevo i complimenti per quello che aveva scritto, per le canzoni dei Promessi Sposi, mi diceva "E che colpa ne ho se Dio mi fece genio?" E questa è una frase abbastanza emblematica, penso, della personalità di Pippo, che era una persona umile ma consapevole. Pippo Flora innanzitutto una persona con una grande passione, cioè la musica, e ci metteva il cuore. E questo è il risultato che a distanza di moltissimi anni, di tutti i suoi anni, siamo qui a ricordarlo, e un teatro così importante gli dà lustro con un nome che rimarrà per sempre come la sua musica. Dedichiamo tutta la serata a lui, che era un grandissimo musicista che ci ha trasmesso tanta energia e che per noi resterà sempre lo zio Pippo. Sono molto contento di essere qui ad Agrigento questa sera per dare mano all'organizzazione di questa serata, perché dedicare questa sala a Pippo Flora è un atto che l'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Miccichè è generoso, attento, ma anche giusto, perché in questa sala Pippo, in questo teatro, ha passato la sua vita. Questa era per lui la sua seconda casa e io ne sono testimone diretto, perché quando con grande insistenza anche da parte di Pippo questo teatro è stato riaperto, lui è stato per anni il sovrintendente, io il direttore artistico, ed abbiamo redatto alla città una grande quantità di bellissimi spettacoli che lui testardamente, ostinatamente voleva, gestiva, perché io poi abitavo a Roma, lui qua. Quindi questa sera che la sala centrale diventi la sala Pippo Flora è una cosa bellissima per la città di Agrigento. Pippo Flora, che era zio ma anche papà per me, perché ci ha cresciute come figlie, amava questo teatro e stasera si realizza il suo sogno, anche se lui non è presente, ma spero che da qualche punto ci osservi e sarà sicuramente felice. Buonasera a tutti, caro Michele, l'emozione è grande. Quando il 20 gennaio dell'anno scorso arrivò la notizia della morte di Pippo Flora, insieme al presidente Patti e anche all'intero CDA della Fondazione Pirandello, non ci pensiamo nemmeno due volte di aprire, di organizzare la Camera Ardente in onore di Pippo. E abbiamo visto fiumi di gente che veniva a rendere il tributo e l'ultimo saluto a questa grande persona che nonostante era un grandissimo artista,
non ha mai voluto lasciare la nostra Agrigento, anzi ha allevato e ha ispirato tantissimi ragazzi, proprio li ha portati verso la musica. E poi nei giorni a venire la mia stima, la mia ammirazione, vedo che era condivisa dal resto di gran parte dei cittadini, non solo. E quindi, caro Michele, mi venne proprio l'idea di questo gesto così eclatante, simbolico, proprio enormemente significativo, perché intestare la sala di un teatro non è una cosa semplice, non è nemmeno una cosa obbligatoria farla. Luce, amore mio, sei sempre tu. Stella, vita mia, sei tutto tu. Sei vita, luce, aria, acqua, terra, sole, sei tutto. Offende l'uomo, la sua dignità. La vostra insensata prepotenza è un delitto contro un dono di Dio, la libertà. Il ladro incappucciato pensa come parli, tu sai chi sono io. Signori, Michele Guardini. Il Centro Artistico Culturale Editoriale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, indice il premio di arte e cultura siciliana dedicato al grande poeta siciliano Ignazio Buttitta, che quest'anno giunge alla 24esima edizione. Il centro Renato Guttuso prevede anche una sezione giovani per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, che possono partecipare singolarmente o con elaborati di gruppo. I concorrenti delle varie sezioni del premio devono inviare plichi con gli elaborati al Centro Culturale Renato Guttuso, via Kenne di 29 92 026 Favara, Agrigento. Gli elaborati dovranno pervenire al comitato organizzatore entro il 15 marzo 2023. La cerimonia di consegna dei premi ai vincitori avverrà presumibilmente il 25 giugno 2023. Non è prevista quota di partecipazione. Ai primi 3 vincitori di ogni sezione verrà consegnata una artistica targa. Il regolamento completo e ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo email centroguttusofavara@gmail.com. Il Lions Club ieri al centro commerciale di Agrigento ha effettuato degli screening gratuiti del diabete e della pressione arteriosa. Vediamo. Oggi è stato molto bello donarci e donare, mettere a disposizione del territorio, qui al centro commerciale Città dei Templi, il Lions Club Valle dei Templi ha voluto eseguire screening contro il diabete e contro la pressione arteriosa. 2 medici, il dottor Tito Condello e il dottor Lillo Capostagno, sono stati a disposizione delle persone che hanno chiesto di fare questo tipo di test. Ed è stato anche bello vedere come le tante persone che si sono avvicinate allo stand hanno poi ringraziato, hanno voluto anche testimoniare come questo impegno dei Lions è molto
molto apprezzato nel territorio. Adesso ci ripeteremo, perché si farà nei prossimi mesi lo screening per la vista e quello per l'udito, e cercheremo ancora di essere presenti sul territorio per dare un contributo vero in solidarietà, in sostegno, in aiuto verso le persone che hanno più bisogno. E questa è la nostra missione e cerchiamo di portarla avanti nel migliore dei modi. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Guida ai vini di Sicilia 2023, l'evento si è svolto ad Agrigento ed è tra i più importanti appuntamenti del vino siciliano organizzato da ICE Sicilia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Allora, un consultivo su questo evento che ha visto Agrigento oggi al centro del mondo vitivinicolo. Abbiamo avuto sicuramente degli ottimi risultati per quanto riguarda le presenze, mi riferisco ai wine lovers, agli appassionati di vino, c'è stata una bellissima partecipazione per quanto riguarda le aziende, abbiamo raggiunto più delle 80 aziende presenti. Oltre al discorso quantità, noi siamo molto attenti anche alla qualità. Devo dire che anche sotto questo aspetto l'utenza è stata di un certo livello. Abbiamo avuto una buona rappresentanza anche dei giornalisti, di addetti ai lavori, gente molto appassionata. Abbiamo avuto un primo momento iniziale dedicato a un interessantissimo convegno su quello che è il vino siciliano, rappresentato e raccontato tramite i territori e le guide, a cui hanno risposto molti presidenti di DOC, di consorzi e di Strada del Vino. Abbiamo continuato con le masterclass sold out da qualche giorno. Ripeto, secondo me Agrigento, la Sicilia esce con un buon risultato da questo incontro di oggi. Intanto volevo ringraziare l'ICE Sicilia perché ha dato questa possibilità proprio alla nostra delegazione Agrigento di organizzarla proprio qui, questa manifestazione che ha carattere regionale, quindi grazie appunto al Presidente anche Francesco Baldacchino per questa possibilità. Consuntivo, manifestazione che è stata ovviamente seguita da molti appassionati, con addirittura 70-80 cantine di diverse provenienze del territorio siciliano, molti ospiti, con addirittura 6 masterclass di diverse tipologie, con i bianchi i siciliani, con internazionali. L'ultima concludiamo proprio con il Marsala, che è la parte più interessante per quanto riguarda la viticoltura siciliana. Abbiamo avuto diversi banchi d'assaggio, molto è stato la presenza massiccia delle persone, proprio perché si vede che su un territorio dove c'è questa fame di conoscenza proprio sul quadro vitivinicolo della provincia agrigentina. Noi ci teniamo moltissimo a portare avanti questo evento. Ci siamo secondo me riusciti, perché sto vedendo che c'è ancora tuttora molta gente, anche se siamo ormai nelle battute finali, però abbiamo ancora tuttora una grossa presenza di persone all'interno delle palacongressi. Questo ovviamente ci fa molto piacere e la nostra delegazione, vorrei anche un po' dire quello che abbiamo preventivato anche per la nostra delegazione di Agrigento, che attualmente ci sono 3 corsi aperti, uno a Menvi, uno ad Agrigento proprio di terzo livello, ne partirà subito adesso il 24 di gennaio un altro sempre ad Agrigento per un primo livello. Questo ovviamente dà modo di poter sviluppare quello che è appunto la parte anche della delegazione, dove vogliamo formare quelli che sono sia appassionati ma anche professionisti del settore vitivinicolo e far crescere appunto il vino nel nostro territorio, la conoscenza del vino su questa provincia. Altra cosa che vorrei mettere in evidenza è che in cantiere ovviamente abbiamo sempre l'edizione, la 9ª quest'anno di Sicilia in Bolle, con già un'anteprima sulle date che sono quelle del 24, 25 e 26 giugno, dove ovviamente è diventato un po' l'evento di punta della nostra delegazione, che ci permette proprio di farci notare sul territorio che ovviamente questo è un po' il quadro della situazione su questi eventi della delegazione di Agrigento. Ovviamente poi ci saranno anche degli eventi che faremo in maniera un po' più tecnica proprio per gli appassionati o per i sommelier della provincia, e questo ovviamente saranno man mano programmate nel corso dell'anno, in modo da poter coinvolgere quanta più appassionati possibile, ma anche sommelier, professionisti e appassionati del vino. Ci sono circa 100 aziende a rappresentare proprio i vini di Sicilia, e
un evento importantissimo, ben organizzato, ben frequentato, le prospettive sono ottime, questo è sempre un quel progetto generale di cultura che noi stiamo portando avanti per Agrigento. Gli esercenti hanno ripreso a lavorare, gli alberghi sono pieni, penso che questo è il primo incontro, però già parlando con gli organizzatori, già per l'anno prossimo parleremo di un evento ancora molto più importante, cercando anche di coinvolgere imprese e ditte fuori dalla Sicilia. Abbiamo avuto la presenza di almeno una ottantina di cantine, tutte siciliane. Per la prima volta questa guida, che è importantissima, la guida vite dei vini siciliani, si è svolta qua ad Agrigento, al Palacongressi, ed è una manifestazione importantissima. Per quanto riguarda i corsi siamo apertissimi, noi abbiamo in atto un secondo livello a Menvi, un terzo livello ad Agrigento e giorno 24 faremo l'Open Day per 2 corsi di primo livello qua ad Agrigento, uno alle 16 da Inzolia e uno alle 20 all'Hotel Tre Torri. C'è grande richiesta, il vino tira che è una meraviglia e in Sicilia possiamo dire che si fa vino veramente di alta qualità. Ecco, una battuta sul vino nostro agrigentino, cosa si caratterizza maggiormente? Allora, il vino nostro agrigentino, diciamo che la produzione importante, noi abbiamo l'areale migliore per quanto riguarda il Nero d'Avola. In provincia di Agrigento abbiamo un Nero d'Avola che è fantastico, sono 3 gli areali A, B, C, ma il nostro rispetto a quello del palermitano e del siracusano è sinceramente più importante. E poi la Sicilia è terra di vini bianchi, abbiamo dei grillo di altura importantissimi, non ci facciamo disdegnare niente completamente, siamo ormai ad altissimi livelli. La provincia di Agrigento veramente, con le zone di Canicattì, Palma di Montechiaro, Naro, Ravanusa, Campobello di Licata, ha veramente delle bellissime realtà. Diciamo che è un'iniziativa abbastanza positiva. Intanto è la prima volta che un evento del genere viene fatto su Agrigento. Agrigento, come ricordiamo, è un territorio ad alta vocazione vitivinicola, quindi diciamo che si merita questo evento e le persone stanno rispondendo alla grande. Ecco, una battuta sulla vostra azienda, sulla Tenute Cuffaro, come si caratterizza la vostra produzione? La nostra produzione si caratterizza intanto a fare un vino biologico e per quanto riguarda il biologico siamo anche aiutati dall'ecosistema dove noi produciamo, essendo alto, ventilato, poche nebbie, quindi diciamo sarebbe un grave errore non sfruttare questa ricchezza che la natura ci propone. Un'azienda di famiglia e lavoriamo su vitigni autoctoni, Catarratto, Inzolia e Nero d'Avola. A breve usciremo anche con i 2 spumanti. Carranco è una realtà giovane, nasce nel 2018 dall'incontro tra Borgogno, quindi la Langa del Barolo, e Tornatore, quindi l'Etna che si incontra insieme al Piemonte. Abbiamo questa tenuta, in totale sono 7 ettari vitati, 18 poi come tenuta stessa. Siamo a Castione di Sicilia, in frazione Verzella, contrada Carranco, e principalmente coltiviamo Carricante ed Arello Mascalese. Oggi qua abbiamo 3 referenze di Etna Rosso, il Villa dei Baroni, è lui, 2019, che fa fermentazione in cemento e affinamento in rovere, in botte grande di rovere francese. Abbiamo poi un cru che si chiama appunto Contrada Carranco, sempre 2019, è una singola vigna ad alberello, fermentazione in cemento, macerazione a cappello sommerso e un anno di affinamento in botte grande di rovere. Finiamo poi con lui, il nostro Contrada Carranco RV, nasce appunto sempre qua, Nerello Mascalese e un pochettino di Cappuccio, fa una fermentazione in cemento di cui metà di raspa pigiato e metà a grappolo intero e dopodiché 18 mesi di affinamento in botte. Ancora a quest'ora insomma c'è un bel via vai di gente, da stamattina si sono susseguiti diversi gruppi di persone, quindi sì, vuol dire che l'attenzione è alta insomma e il gruppo è solido. Lei ha vinto il premio Miglior Sommelier 2022, ecco, ce ne parla. È stata una bella sfida, ecco, un altro punto di partenza
per ricominciare sempre e crescere di più, insomma, di rinnovata responsabilità verso quello che è il nostro mestiere di sommelier, quindi di raccontare queste storie e il lavoro dei viticoltori. Quanto è importante oggi fare il sommelier e se lo consiglia magari a chi si vuole iniziare all'assaggio dei vini? È importante perché diciamo, il ventaglio di opzioni che si aprono anche per i sommelier è sicuramente aumentato nel corso degli anni. Il sommelier non è più una funzione legata meramente alla mescita, ma anche proprio al racconto, alla diffusione, al coinvolgimento di tutta una cultura che sta attorno al vino, quindi del territorio, delle persone, dell'eredità che ci viene lasciata, insomma. Quindi sì, lo consiglio, per me è stato un modo per restare in Sicilia, un bel modo per restare in Sicilia e devo dire che in qualche modo il vino è diventata una guida, no? Della vita. Allora, siamo qui praticamente, oggi c'è la nuova guida delle 4 viti, dentro la guida abbiamo presentato questi vini, la nostra linea Burria, che è del Nerello Mascalese, la Burria di Nero d'Avola, Burria di Rosa di Nerello Mascalese, l'Elios 830 metri e poi abbiamo il Burria Grillo. L'azienda è situata a Sambuca di Sicilia, tra diciamo, la provincia interna di Agrigento e Palermo. Abbiamo in tutto 65 ettari divisi in 2 terroir, 40 ettari a Ponte Sentellina e 25 ettari a Sambuca di Sicilia. Produciamo la maggior parte di vitigni autoctoni, dal Catarratto al Grillo, al Nerello Mascalese e al Nero d'Avola, e siamo biologici da 25 anni, infatti quest'anno abbiamo festeggiato i 25 anni di bio. L'azienda diciamo, è stata fondata nel 1996 e oggi praticamente è gestita dai fratelli Klaus e Gunther. L'azienda diciamo, è stata fondata, come dicevo prima, nel 1996 da Aurelio Di Giovanna, lui San Pucese, invece Barbara Di Giovanna tedesca di Düsseldorf. Diciamo, noi quando ne parliamo di vini parliamo di terroir, che è molto importante. Parliamo sì, è giusto parlare di vitigni, ma anche parlare diciamo, di territorio. Oggi qua noi abbiamo il terroir di Ponte Sentellina e il terroir di Sambuca di Sicilia. Parlando di Grillo, presente il nostro Grillo 830 metri, Elios, che è dedicato al fondatore dell'azienda, Elio Di Giovanna. E siamo praticamente nel terroir di Sambuca di Sicilia, 830 metri, 2 ettari, una produzione di bottiglie circa 5.000 bottiglie l'anno. Il pezzo più forte questo? Sì, questa diciamo, è la linea Elios, come dicevo poco fa, dedicata al fondatore Aurelio Di Giovanna, e facciamo sia l'Elios Grillo 830 metri che Elios Nero d'Avola. Noi lavoriamo esclusivamente con la valorizzazione del territorio, utilizziamo vitigni autoctoni e alloctoni, ma sempre nel rispetto chiaramente delle rese produttive, le basse rese produttive. Siamo un'azienda che ha investito tanto sul territorio, sulle wine experience, proponiamo ai nostri clienti formule diverse per far conoscere il territorio e investire soprattutto sulle risorse del territorio. Il vostro pezzo forte nella produzione qual è? Quest'anno presentiamo una riserva di Syrah estremamente interessante, siamo orgogliosi e soddisfatti dei risultati. Calcio Serie D giocata la 21esima giornata del campionato, Catania-Licata termina 4-1. Vediamo. La partita per noi è stata tutta in salita perché dopo 8 minuti siamo andati sotto 2 gol e poi su degli angoli siamo stati poco attenti e impreparati su questi calciotangoli e ci hanno punito 2 volte. Dopo 8 minuti comunque la squadra poteva avere un crollo andando sotto 2-0, però credo che poi la squadra si sia ripresa bene, ha giocato, ha cercato di raddrizzare il risultato, ci siamo riusciti e siamo stati in partita sul 2-1. Credo che poi fin quando siamo stati sul 2-1 senza l'espulsione di Vito stavamo facendo più che discretamente bene, tenendo anche possesso palla e cercando poi in qualche situazione di andare a verticalizzare e
fare un po' di guai al Catania, ma l'espulsione sicuramente ci ha danneggiato e siamo rimasti in 10, e poi regalare a un uomo e poi alla fine regolare l'altro uomo come Frisenna al Catania per noi è stato, per loro è stato poi troppo facile. Peccato, perché ci può stare perdere, però il punteggio mi sembra un po' eccessivo, e poi la rabbia è che abbiamo perso 2 uomini, Vitolo e Frisenna, che sicuramente li pagheremo domenica con la loro assenza. Ci sta che perdi, però mi arrabbio perché abbiamo perso uomini e il campionato non finiva oggi, ma bisogna continuare, e domenica abbiamo una partita difficilissima, anche se può sembrare facile, contro la Mariglianese, però siamo a corto di uomini, 2 espulsi, 2 infortunati, e poi sono tutti giocatori importanti nel nostro scacchiere. Ancora calcio, 18ª giornata del campionato di eccellenza. Nissa Akragas finisce 0-1, biancazzurri con 45 punti in testa alla classifica. Pro Favara pareggio senza reti in trasferta contro i Leonfortesi. I servizi sono di Carmelo Lentini e di Giuseppe Moscato. L'Akragas si riscatta, passa a Caltanissetta con la Nissa con un po' di sofferenza grazie ad una rete segnata dallo specialista Barrera con un colpo di testa in piena zona recupero. Si tratta di 3 punti fondamentali per rimanere in vetta alla classifica, in attesa anche di conoscere l'esito del recupero che ci sarà nei prossimi giorni tra Enna e Gela, non disputata per neve. Ritornando alla gara del Tomaselli, la Nissa è andata vicina per prima al vantaggio con Esposito che da ottima posizione manca il bersaglio. Le occasioni biancazzurre non tardano a venire e capitano proprio sui piedi dei difensori Locascio e Neri, ma il portiere nisseno Cascio si supera. Secondo tempo sempre più vibrante e combattuto su entrambi i fronti, e all'80° un tocco di mano del difensore di casa Fragapane permette di concedere un penalty all'Akragas. Si presenta Desiderio Garufo sul dischietto, ma il forte tiro batte contro la traversa. Tutto sembra essere predestinato al pari, ma all'ultimo fallo laterale, battuto lungo da loro, in piena area avversaria, spicca poi la testa di Barrera che gonfia la rete. Si blocca invece sul nulla di fatto il Pro Favara contro una Leonfortese molto reattiva, mentre torna a vincere a son di reti lo Sciacca grazie ad una quaterna di Mistretta e al gol di Coco. Per la zona playoff riprendono la propria corsa il Don Carlo Misilmedri che mette sotto il Castellammare, il Mazzara, la Mazzarese e lo stesso Sciacca. Ma vediamo un po' i risultati della giornata. Unico pari a reti bianche è Casteldaccia Marineo, poi c'è Don Carlo Misilmeri Castellammare 5-1, Leonfortese Pro Favara, ecco un altro 0-0 della giornata, Mazzara batte Parmonval 3-0, Resuttana Mazzarese 1-2, Sciacca Cus Palermo 5-1, Nissa Akragas 0-1 e come abbiamo detto prima e Nagela rinviata per neve. Ed ora vediamo qual è il prossimo turno. Akragas Casteldaccia, Cus Palermo Enna che si addice per sabato, Castellammare Resuttana, Nuova Città di Gela Don Carlo Misilmeri, Oratorio Marineo Unitas Sciacca, Parmonval Nissa, Pro Favara Mazzara, Mazzarese Leonfortese. Ed ora spazio alle interviste. Sì, abbiamo sofferto il giusto. Il primo tempo credo che ci siano ancora, abbiamo visto ancora le scorie della partita di Coppa Italia. Non era facile, non è stato facile anche perché questa squadra fino alla partita di mercoledì ci aveva abituato a grandi prestazioni, a grande gioco. Oggi abbiamo incontrato un avversario difficile che ci ha messo in difficoltà, però ricordiamoci che l'Akragas ha cercato la vittoria fino alla fine con grande equilibrio, ci ha creduto, abbiamo fallito un rigore, abbiamo continuato a cercare il gol della vittoria e poi ci siamo riusciti. Merito di questi ragazzi che, mi scuso in anticipo dell'espressione, che hanno mangiato e che abbiamo mangiato merda per 3 giorni, quindi
questi ragazzi sono da premiare, ringraziamo i tifosi, quelli veri, quelli che ci hanno dato una mano a rialzarci dopo la brutta scoppola di mercoledì. L'approccio l'ha soddisfatto, almeno nella prima parte della partita abbiamo visto una Kragas che proprio non ha convinto. No, assolutamente no, ho detto che nei primi minuti, nei primi 10 minuti, forse 12 minuti, forse quella brutta prestazione di mercoledì ancora era nella nostra testa e quindi poi abbiamo preso campo, abbiamo preso di misura l'avversario, che onestamente non è un avversario, non è l'ultimo arrivato. No? La Nissa ha dei giocatori importanti, ha dei giocatori individualmente forti e dal cambio dell'allenatore ha cominciato pure a giocare bene, a giocare a calcio, anche perché su questa superficie non puoi fare altrimenti. Quindi è merito ancora a questi ragazzi che dopo 3 giorni infernali hanno raggiunto una vittoria importante. È passato un momento che in carriera non l'ho vissuto mai, perché a volte ti senti forte, ma in quei momenti poi magari ti passa tutto d'un tratto, no? Quindi anche perché ti senti la responsabilità di un gruppo sano, di un gruppo forte, di una società e di una tifoseria che merita quello che stiamo facendo. Però va dato merito alla Nissa, secondo me una grande squadra per questa categoria, merita sicuramente di stare in classifica molto più in alto e va dato onore perché hanno giocato una partita onesta, una partita dove ci siamo rispettati entrambe le squadre dall'inizio alla fine. Juan Manuel Barrera, l'eroe goleador di questa partita, raccontaci l'emozione che hai provato al 95esimo colpo di testa vincente e la Kragas batte la Nissa. Sì, troppo felice per tutte le squadre, dall'1 fino al 25esimo, siamo tutti importanti, abbiamo avuto una settimana pesante, troppa pressione, però i grandi hanno dato la faccia e siamo qua, siamo fino alla fine, la lotteremo. È stata una partita difficile, ma la Kragas si è dimostrata una grande squadra, molto unita, molto compatta e ci ha creduto fino alla fine. Sì, tutti sono grandi squadre, questo secondo girone sarà più pesante per tutti, per Elena, per Missilmeri, per Favara, per Gela, per tutte le squadre, sarà più difficile. Quanto vale questa vittoria, quanto vale questo tuo gol? No, solo 3 punti, nel derby è importante, ma non dobbiamo fare uscire i piedi dalla terra perché è lunga e pesante, dobbiamo andare mattoncino tra mattoncino. Dedica speciale e particolare per questo gol? Me l'hanno chiesto qua Maurizio per l'intervento che l'hanno fatto all'occhio, ma la seconda bambino o bimba che sto aspettando. È stata una gara combattuta con occasioni da entrambe le parti, quella giocata ieri tra Leonfortese e Pro Favara, gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato di eccellenza Girone A. Ma è stato uno 0-0 che forse non soddisfa nessuno. La squadra di mister Catalano era anche andata in rete con il solito Lapiana, gol annullati dall'arbitro, il signor Oristano di Perugia, il secondo per un sospetto fuorigioco dello stesso attaccante giallo-blu. Anche gli ennesi di mister Catania hanno avuto qualcosa da recriminare. Hanno colpito il palo a 10 minuti dalla fine con Niang, entrato nel secondo tempo per dar manforte all'attacco biancoverde. Uno 0-0 che sicuramente rispecchia quello che si è visto in campo, anche se devo dire che ci sono state diverse occasioni. Ci sono state annullate 2 gol che secondo me erano regolari tutti e 2, sia il primo che il secondo. Abbiamo rischiato in qualche occasione perché poi ci siamo innervositi, perché giustamente abbiamo cercato in tutti i modi di vincere la partita e ci siamo anche un pochino sbilanciati, abbiamo lasciato un po' di campo anche a loro, però devo dire che complessivamente i ragazzi hanno cercato in tutti i modi di portare a casa i 3 punti. Non voglio parlare spesso degli alberi perché non mi piace farlo, però credo che oggi ci sono stati degli errori un po' grossolani. Abbiamo cominciato a giocare a calcio, abbiamo cercato un po' di trovare l'imbucata giusta che poi non siamo riusciti a trovare. Noi abbiamo fatto un po' la partita, loro magari su delle ripartenze potevano farci del male. Credo che in qualche occasione Ugo è stato anche abbastanza bravo
per evitare di subire il gol, però devo dire che la prima parte della gara è andata via così, la seconda parte della gara abbiamo iniziato in modo diverso, abbiamo avuto delle occasioni, abbiamo la possibilità di fare gol, che secondo me anche quello regolare era quello di Rapiana, e poi sempre abbiamo rischiato qualche ripartenza, abbiamo subito qualche occasione e lì poi la squadra si è innervosita, si è impaurita e fino alla fine c'è stato tanto nervosismo fino alla fine della partita. La Leonfortese è scesa in campo con Calleio, Nuccio Di Perna, Danca, Russo Di Maria, Girgenti, Meta, Bello, Piuca, Giolito. La Pofavara ha schierato Eire, Caternicchia, Rizzo, Bossa, Miano, Marino, Lapiana, Lupo, Retucci, Fricano e Camilleri. Favaresi e Leonfortesi si sono affrontati a viso aperto, i locali hanno giocato una buona gara nonostante alcune assenze ed hanno terminato l'incontro in 10 per l'espulsione di Russo. La Pofavara ha fatto un'ottima prestazione per fluidità di gioco e per le numerose occasioni create. Alcune decisioni arbitrali dubbie hanno generato malcontento tra i gialloblu, che per ben 2 volte si sono visti annullare 2 reti, una per tempo. Il portiere Eire si è dovuto superare in un paio di occasioni con i locali che si sono resi pericolosi, sfiorando anche la segnatura in un paio di occasioni. Un punto per parte, dicevamo, che forse non soddisfa entrambe le formazioni. La Leonfortese comunque si allontana dalla zona play-out, mentre la Pofavara resta ferma sul podio. È stato un po', diciamo, che non rappresenta in pieno come è andata la partita, perché ci aspettavamo una partita, diciamo, tosta, difficile, fatta tutta su contrasti, seconde palle, diciamo, l'avevamo preparata anche molto bene, solo che siamo arrivati qua e per il primo tempo abbiamo fatto il loro gioco, cioè non giocando rapidamente da un pronto all'altro, ci intestardivamo in varie giocate. Poi il secondo tempo eravamo partiti anche col piglio giusto, eravamo riusciti anche a trovare il gol con Calogero, poi annullato, e poi diciamo che loro sono stati bravi a spezzare i ritmi, non abbiamo mai attaccato con continuità e la partita poi dura 90 minuti, poi finisce sullo 0-0. Sapevamo di arrivare in un campo difficile, con una squadra che doveva rifarsi dopo la prestazione deludente la settimana scorsa a Palermo. Abbiamo trovato qualche difficoltà al primo tempo, siamo partiti bene, poi abbiamo avuto qualche difficoltà a costruire il nostro gioco. Poi siamo usciti fuori, abbiamo avuto le occasioni, ci sono stati 2 gol annullati abbastanza discutibili, però se vogliamo ambire veramente a posti importanti di questa classifica, queste partite in qualunque modo dobbiamo provare a vincerle. Nel tempo abbiamo avuto in mano il gioco, abbiamo avuto poche occasioni gol, ma siamo arrivati tante volte sugli ultimi 20 metri, non siamo stati bravi magari a trovare l'ultimo passaggio. Secondo tempo paradossalmente loro si sono sbilanciati un po' e noi abbiamo trovato un po' più spazio, abbiamo avuto qualche palla gol importante che si deve sfruttare per forza meglio. Basket Serie A2, la Fortitudo Moncada Agrigento è stata sconfitta in trasferta al Latina 87-71. Vediamo. È doveroso fare i complimenti a Latina, perché per noi era una partita importante, per loro lo era forse di più, ci aspettavano, ci hanno sicuramente surclassato dal punto di vista dell'energia, il loro approccio è stato ottimo. Noi purtroppo nei primi 2 quarti abbiamo indirizzato la partita a favore dei nostri avversari, preoccupandoci troppo dell'attacco. Potevamo accettare una partita a basso punteggio, però noi ci siamo preoccupati un pochettino delle nostre percentuali, ci siamo preoccupati un pochettino delle nostre cose che non venivano. La verità è che difensivamente siamo stati poca roba. Latina ha segnato 24 punti il primo quarto, 23 punti il secondo quarto, la differenza è stata lì. È chiaro che per vincere queste partite in trasferta bisogna essere molto più accorti difensivamente, cercare di giocare con più energia, più rabbia, tenere di più l'1 contro 1, provare a perdere molti meno palloni, che sono un dato fondamentale nella partita di oggi. Nel primo quarto credo, se non erro, ne abbiamo persi 7, adesso vado un pochettino a memoria, chiaramente sono stati tutti i contropiedi aperti per i nostri avversari. Abbiamo continuato su questa falsariga nel terzo e nel quarto quarto, seppure qualcosina in difesa di
di meglio abbiamo fatto. I primi 3 possessi sono stati 2 palle perse, quindi già lì subito l'inerzia da parte di Latina che ha preso nuovamente fiducia. Abbiamo un po' ricucito sul finale, ma è stata più una questione di gestione da parte loro e di reazione nervosa da parte nostra. Siamo sicuramente arrivati in un momento non brillante fisicamente, ma non può essere e non deve essere un alibi. Da qui alla fine tutte le partite saranno difficili, abbiamo un calendario molto duro, fuori casa nessuno ti regalerà niente, quindi c'è da capire che bisogna compattarsi, recuperare le energie, essere molto più cinici, cercare di fare meno errori. Le partite fuori casa d'altronde si vincono sulle cose sporche, sugli 1 contro 1, i rimbalzi, le palle vaganti, concedere poche palle perse. Oggi abbiamo giocato tutte queste cose un pochettino al contrario, ci ricompatteremo, torniamo in palestra, come sempre proveremo a lavorare al meglio, ci riguarderemo la partita con i ragazzi. Devo però anche dire che chiaramente una partita così non ci lascia contenti, però devo anche dare atto ai miei giocatori che fino ad oggi forse questa, a parte un piccolo passaggio a Piacenza dove però incontrammo una squadra veramente in gas, questa è forse l'unica partita dove gli avversari veramente ci sono, come dire, passati sopra, e quindi è un campanello d'allarme, però va anche preso per quello che è. Sicuramente grande fiducia nella mia squadra e cercheremo di riproporre una versione migliore di noi stessi domenica prossima a Milano. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.